Nella nostra città, in via Empedocles e in vari centri della provincia, opera da diversi anni la Lega Italiana per la lotta ai tumori, l'ILT, che offre un servizio di prevenzione delle varie neoplasie. L'amore verso noi stessi, verso i nostri familiari, verso la società devono indurci a fare prevenzione per salvaguardare la vita. Diversi gli ambiti in cui la LILT opera con qualificati medici specialisti del settore, come la dermatologia, la diagnostica ecografica, endocrinologia, fisioterapia, pneumologia, urologia, otorinolaringoiatra, senologia. Allora, oltre che io, c'è anche la dottoressa Di Caro che si occupa della senologia per la prevenzione del tumore della mammella nel territorio agrigentino della LILT. Noi abbiamo diverse delegazioni da Sciacca, Menfi, Agrigento, Calamonaci, ci sono diverse strutture LILT nel nostro territorio. Io mi occupo di senologia. La senologia importante è il tumore della mammella. Il tumore della mammella è il principale tumore femminile, quello che si verifica più frequentemente. Quindi noi consigliamo a tutte le donne di eseguire i controlli di prevenzione oncologica, che consistono in sia visita senologica che ecografia mammaria. Poi dai 40 anni in poi iniziamo anche a fare la mammografia, che può essere fatta ogni anno o al massimo ogni 2 anni. Ecco, quanto è importante, fare questi controlli, dottore? È importantissimo in quanto fare una diagnosi precoce significa migliorare la guaribilità, aumentare quindi la guaribilità. Consideriamo che se scopriamo il tumore nella fase iniziale, la probabilità di guarire può superare il 90-95% dei casi. C'è un abbassamento dell'età a cui colpisce il tumore? Sì, leggermente, diciamo che c'è un incremento anche nelle fasce più giovanili, Il tumore della mammella è un fattore multifattoriale, quindi oltre all'età, che va aumentando il rischio con l'età, ci sono fattori endocrini, fattori ormonali, genetici, anche l'alimentazione, quindi dobbiamo stare attenti al sovrappeso, alla dieta, che è importantissimo. Già se noi facessimo la dieta nelle giuste proporzioni, diciamo che ci sarebbero già il 35% di tumori in meno. Solitamente prima veniva alle persone più adulte, ora l'età si è notevolmente abbassata, però ecco, quali i primi sintomi per cui una persona già deve crearsi un minimo di allarme? Allora, innanzitutto noi consigliamo a tutte le donne, anche nelle giovanissime, per iniziare ad imparare a fare l'autopalpazione, che è la cosa importante, perché il sentire un nodulo, un indurimento della mammella, quello potrebbe essere uno dei sintomi che la donna potrebbe apprezzare. Oppure una retrazione del capezzolo, un arrossamento, una screpolatura dell'area areolare, insomma tutti quei piccoli segni, oppure anche una secrezione mammaria che è di tipo sanguinolenta, allora quelli potrebbero essere dei segnali premonitori. Ecco, al fine di una giusta guarigione, qual è lo stato della malattia? Si progredisce nella guarigione? Sì, grazie innanzitutto alla tempestività della diagnosi, che è la cosa fondamentale. E poi importantissime sono le tecniche chirurgiche innovative, i farmaci che sono per ora utilizzati, così come la radioterapia. Tutte le tecniche radioterapiche servono anche, oltre a guarire dalla persona, si fanno interventi sempre meno demolitivi. Una domanda che può sembrare banale per chi magari non è una persona competente, ma che da molti arriva. Ecco, l'attuale Covid-19 può in qualche modo sensibilizzare verso il settore del tumore della mammella o no? Attualmente noi utilizziamo tutti i presidi, il distanziamento, l'allungamento delle visite tra l'una e l'altra, la disinfezione dei locali, capito? Quindi abbiamo tutti quei presidi per tranquillizzare le persone a poter continuare i controlli di prevenzione. Che cosa fa? Ci sono delle novità qui in sede LILT, so che state facendo anche
una specie di una lotteria per l'acquisto di un ecografo, quindi sicuramente una cosa importante, perché avere un ecografo, insomma, qui nella sede LIT è importante. Sì, innanzitutto la nostra Presidente, la professoressa Franca Noto Scandaliato, ci tiene molto anche a modernizzare le strutture LILT e a migliorare, diciamo, l'attrezzatura. Considerando che già recentemente abbiamo comprato un ecografo nella sede di Sciacca, oggi abbiamo un altro progetto, quello di comprarne uno per la sede di Agrigento, e per tale motivo abbiamo istituito un sorteggio, insomma, per incentivare anche le persone a donare qualcosa per aiutare la LILT, diciamo, a questo nuovo progetto. E inoltre voglio dire che alla LILT alla delegazione di Menfi è stata aperta una saletta chirurgica per la chirurgia ambulatoriale.